Mi è capitato di lavorare spessissimo con degli artisti, con dei colleghi, e molto spesso la musica poi diventa l'ultima delle cose che hai in comune con quella persona, perché ci sono altri interessi, perché tutto passa e si perde la cosa importante. Con Luca e con Daniele in questo caso invece è successa una cosa che ha un peso per me e dentro di me, che è proprio la musica, la cosa genuina che forse su questo palco prima avete sentito. Perciò grazie a Luca. Si sente. Grazie a Daniele. Che belle parole, Luca? E una cosa poi volevo, aspetta, prendi il microfono al centro, sì, mettiti al centro, Luca. Mi viene sempre lui. Dicevo, la cosa che mi ha anche colpito molto, sia di Federica ma soprattutto di te. Comunque volevo ringraziarla perché molto bello, molto Si ha detto delle parole emozionante. Sì, molto belle, molto profonde. Sì. E ti dicevo, voi siete comunque molto giovani, anche tu sei molto giovane, però hai una professionalità veramente grande. Grazie. E questo te lo dico come insomma complimento personale. Però volevo chiederti, a sud di New York nasce per un progetto un po' speciale, perché Sì. la canzone è collegata a un progetto cinematografico, a un film. Sì. Se mi vuoi raccontare un po' di cosa si tratta e da dove nasce quest'idea? E quando esce sto Quando esce? Quando esce prossimamente. Sì. Prossimamente uscirà. Nel prossimo anno, 2, 3. No, prossimamente significa Dovrebbe uscire entro fine anno, Poi la è ovvio diciamo. che io non faccio No, più che altro è un problema di produzione cinematografica, perché i film Poi- è sempre un problema riuscire a farli circuitare nelle sale, al di là di Sì. tutto. Questa è una domanda che non so rispondere, so solo dire che prossimamente uscirà, promesso. E poi, grazie, loro buona parte credo che già sanno di che cosa è una commedia musicale. Fai te stesso. Nella quale tu hai... Interpreto un ragazzo di nome Marco, quindi che tu vive, fai l'attore? sì, A tutti gli effetti. come coprotagonista. E come mai hai Ed deciso è di... stato molto emozionante comunque avere un'esperienza del genere. Non ci avrei mai pensato mai, cioè non manco mai sognato di fare l'attore. È nato prima. Ho detto qualche cavolata? Sì? No. Quindi non ci avevi mai pensato? No, però mi fa piacere che molti cantanti italiani, abbiamo parlato anche prima di questo, Sì. Sono legati dalla musica alla recitazione. Infatti a me era venuto in mente, lo dico anche voi, ne parlavo prima con Luca, i classici musicarelli che erano stati fatti da Gianni Morandi, no? Possiamo dire, che sono film molto leggeri in realtà, però sono piacevoli, cioè, tu li guardi e ti mettono veramente in pace col mondo, un po' quello che succederà con a Sud New York. Spero, non ho progetti, nel senso che non mi aspetto nulla, poi quello che il mio motto è Carpe Diem. Sì. Già lo sapete, me ne vado. Quindi cerco di prendere quello che viene. È ovvio che ho dei progetti, ho degli obiettivi nella vita. Chiaro. C'è una frase in A Sud di New York che dice, come dice? Non ha senso vivere se non Non mi basta sognare. non sai nemmeno quanto voglio te, la parte accesa dei miei desideri. E loro però, non le loro. Dei loro. E senti, invece parliamo un po' di TV, visto che a te la TV ha dato tanto, credo. Sì, sono nato da un programma, da un talent molto importante che è... Amici! Grazie. Che edizione? La migliore. E quindi come faccio a... Ecco, hai progetti di tornare? Ma ovvio che per me non è tornare, cioè nel senso nascere in un posto poi quando ritorni non lo vedi come
un rientro, ti senti a casa perché sei nato lì, quindi non consideri di ritornare lo stesso mi capita quando torno a Napoli, per me non è ritornare a Napoli, ma è tornare a Napoli, a casa, perché è casa, anche se vivo a Roma. Chiaramente a un cantante, a un cantautore non puoi non fare la domanda su Sanremo. Ti piacerebbe andarci? Ci hai provato? Sì, mi piacerebbe tantissimo, speriamo. Incrociamo Incrociamo tutti le dita a questo punto, no?